oggi è lunedì 27. Allora, io... aspettatemi che torno. Stavo mettendo l'Olaplex, l'ultimo che mi è rimasto. Volevo ricomprarlo. Tra l'altro c'è anche... hanno fatto quello nuovo, che è quello senza risciacquo. E è il numero 6. Però questo è il numero 3 e vi ho fatto anche il video, parlo per i nuovi iscritti perché chiaramente gli altri lo sanno benissimo e ce n'è ancora un po'. Ha un buon profumo, l'ho già messo ma volevo far fuori proprio il barattolino, cioè questo è tutto quello che ho tirato fuori, cioè parecchio, veramente parecchio. Cerco di insistere qua dietro, che sapete che è la mia zona peggiore, e lo metto più che altro sulle punte perché sono quelle messe peggio, come per tutti insomma. Poi verso mezzogiorno risciacquo il tutto. Ieri ho messo anche lo smalto, questo qua è quello di Miss Gerberina, l'azzurrino, però si è già rovinato tutto Vorrei iniziare col semipermanente, ma devo trovare un semipermanente che poi sia facile da togliere, perché quelli che ho io ti disfano praticamente, cioè ti rovini tutte le unghie a toglierli, quindi ne volevo trovare uno abbastanza facile da tirar via poi dopo. Ah sì, perché io non vi ho più aggiornati nel vlog vecchio, quello precedente a questo. Allora, le analisi erano andate bene, erano tutte a posto, era risultato solo l'allergia, è risultata. Quella risulta tutto l'anno, se io faccio le analisi anche a dicembre, ci sono gli stessi valori sballati. Le analisi le avevo fatte per vedere se c'era qualche malattia del sangue, perché non si sa mai. Invece fortunatamente sono andate tutte bene, però rimango con questo dubbio, nel senso non so che cos'ho. Nuova settimana, stessa situazione. Sabato scorso avevo prenotato per il test sierologico e ce l'avrò domani. Va bene, devo fare anche la colazione. Sto un po' sistemando, vi ho appoggiati sul letto. Vorrei comprare una macchina fotografica per fare i video, o una videocamera, qualcosa. Però non so, cioè io ho idea di quale prendere, però è un po' vecchia, nel senso ha qualche anno ormai. Però vedo che non cala di prezzo, perché è una di quelle più consigliate per fare i vlog. Però costa comunque tantissimo e ha tanti anni, non è nuova. C'è anche la versione nuova, ma la versione nuova dicono che sia ancora meglio quella vecchia di quella nuova, quindi non lo so. Vorrei comprare una macchina fotografica. Potrei farlo adesso, però ecco, quando si tratta di spendere un po' di soldi in più, tanti, ci penso sempre tantissimo, cioè ci posso pensare anche degli anni, perché infatti effettivamente è un po' che ci penso, è dall'anno scorso che penso a cambiare, di prendermi una macchinetta, ma alla fine avevo comprato il telefono l'anno scorso che già era costato, oh mamma mia, un po' più di un mio stipendio era costato, ecco, e di uno stipendio di adesso. Volevo farvi vedere i muli, solo che si sono spostati più in basso e quindi non riesco a riprendere. Forse il culo di uno. No, si sta spostando. No, si vede solo il culo. Sta andando in giù. Prima invece erano due, erano lì belli in vista. Vabbè, comunque oggi è tutto nuvoloso. Quanta neve che c'è ancora lassù. Vorrei andare a camminare tantissimo, però non ne avrei le forze di andare, sinceramente, in questo momento. Anche se la voglia c'è, sì, quella c'è sempre stata, ma non ne avrei proprio le forze. Chiudo la finestra visto che è tutta la mattina, è mezzogiorno, è tutta la mattina che è aperta, quindi è passata parecchia aria. E niente. Volevo farmi anche qualcosa alla faccia. Beh, intanto sto sistemando. Appunto, devo risciacquare i capelli, lavarli, non risciacquare, lavarli. Stavolta non ho una maschera, quello lì è un trattamento da lavare dopo. Ho la Plex, perché viene messo con i capelli sporchi e poi devi risciacquarlo e lavare i capelli come fai di solito, insomma, quindi shampoo, balsamo e via, insomma.
Adesso però, prima di andare in bagno a lavarmi un po' la faccia, eccetera, che non ho ancora fatto oggi, tanto nessuno mi corre dietro, e preparo la tavola. Qui c'è la torta di ieri, è praticamente finita. No, finita no, però Franz dopo pranzo sicuramente si mangerà almeno 2 fette, quindi finirà. Lui ovviamente va matto per quella torta. È una bomba, io ve la straconsiglio. Sto cercando di far fuori questo sapone. Adesso l'ho comprato comunque, non questo qua è del Lidl. Però ne ho comprato uno, ho fatto un ordine da Tigotà online e quindi arriverà, insomma. Intanto devo finire questo qua. Prima era qua, ho riempito il bartolino quello e adesso questo rimanente qua lo metterò qui e basta. Comunque qua non ce n'è più, è sceso tutto, c'è giusto una gocciolina qua sopra. Lavati i capelli, cioè, wow, sono di una morbidezza. Il problema è che non rimangono così adesso per tanto, cioè, vabbè, lo sapete, sono talmente fini che questo effetto qua non dura per niente, dura pochissimo. Guardate che belli che sono adesso, cioè, abbastanza, insomma, non sono perfetti perché sono veramente finissimo, si vede che sono un po' rovinati, però alla fine sono un po' meglio di prima, dai. Poi sono lucidi, sono belli. Fatto. Ecco. Ho sistemato i capelli. Ho lasciato la riga che si è formata da sola, non l'ho toccata. Guardate che ricrescita. Mamma mia, fa paura. C'è una ricrescita assurda. Ho comprato la tinta su Tigotà online. Ecco, oltre al sapone liquido ho preso anche la tinta. Tempo fa non ce l'avevano, tipo una settimana, 2 fa non ce l'avevano online la tinta. E invece adesso l'ho trovata. Questa devo ancora pulirla. Vedete perché io non li lascio mai sciolti? Perché fanno questa roba qua. Sono talmente fini che volano ovunque, non stanno fermi. Cioè non ce li ho belli grossi che stanno lì. Volano. Sembra... non lo so, sembrano fatti di ragnatele che sono fine, ecco, i miei capelli sono uguali. Vabbè, guardate cosa fa subito cioè si rovinano subito, si ancora un po' che li tocco effettivamente, quindi io devo fare così, li metto dietro le orecchie, ma poi non stanno e quindi sono costretta ogni volta a legarli perché mi danno fastidio. Comunque ho la pelle bella adesso. Si sono chiusi abbastanza i pori perché uso quella maschera della Nivea e chiude parecchio i pori. Infatti adesso sono tanto più chiusi. È molto buona. Vabbè, sto aspettando Franz per il pranzo, ma non è ancora arrivato. Mangio un po' di grana. E intanto aspetto. Quest'oggi, questo pomeriggio, ho fatto un lavoro che avrei dovuto fare tanto tempo fa, ma l'ho fatto oggi. Ho praticamente pulito il congelatore e ho tolto tutte le croste di ghiaccio che c'erano, adesso è perfetto. Chiaramente avevo tolto tutti i cassetti, avevo fatto tutto sto lavoro, E là sopra c'erano delle croste allucinanti, era tipo così lo spessore della crosta, 4 cm sicuri di spessore. E adesso niente, adesso si sta raffreddando perché l'ho riattaccato, anzi quasi quasi io farei, sposto un attimo la levetta che così si raffredda un po' prima, non la metto totalmente fredda ma sul freddo, ma insomma niente, l'ho sistemato perché ci aveva bisogno, no, volevo lasciarlo più staccato perché io l'ho sempre lasciato attaccato, però effettivamente sul libretto c'è scritto di lasciare almeno 7,5 cm. Quindi. E niente, qua c'ho il caos, Così ho visto che avevo roba vecchia in congelatore da buttare e ne ho già preparata una parte da buttare, domani c'è la raccolta dell'umido, quindi un sacchetto è già pronto, ma quella non è solo roba di congelatore, era roba che avevo già in casa. Umido normale insomma, e poi ho altra roba lì nel lavandino, un disastro e poi i cassetti erano proprio tanto sporchi, ma una cosa
schifosissima da quanto sporchi. E come cavolo c'è finito tutto quello sporco lì? Adesso che sono a casa e che posso riposarmi, che la mattina potrei dormire fino a tardi, non c'è un giorno che io riesca a dormire fino a tardi. Non ce n'è uno, neanche la domenica non riesco più a dormire fino a tardi. E la cosa mi sconvolge un attimino. Ma effettivamente non facendo niente non ci si stanca e si ha poca sonno.